buonasera e benignoso a tutti quanti, amigos Esequio e amigos de Sardegna, che da diverso, che da mega, mi fai da viaggero, come tutto poco si diretta, che non usato proprio questa iniziativa, la possibilità di questionare e di aumentare un amico carissimo del Seguito, non solo del Seguito, della Sardegna, ma un Seguito in modo particolare, nel senso del Seguito, il campo di questionare, di comprendere l'affetto che ha dimostrato in tutto l'anno passato in suo confronto della vita nostra. Teniamo questa idea del diverso tempo, del diverso mese per stare, con difficoltà per fare non l'hanno fatto, però il tempo delle fatte in questa data abbiamo deciso di fare in sul mese di agosto, in su periodo di San Luino e di Sant'Antino, come di Sant'Antino di San Luino Augusto Sant'Augusto. E proprio rimarcare l'affetto e il grande interesse umano che Paolo tenia in suo confronto con Sant'Antino dell'Arbia della manifestazione che in seguito poi in onore di questo santo. E quindi si adatta, a parte è giusta, ma ci stava una volontà nostra di fare in questo periodo. Io devo dire tante cose, ma non mi chiedo di andare avanti, questionare poi più profondamente Alessio e tutti i amici che di noi sono presenti, perché voi ognuno a narrare la scuola Schiambifio con Paolo in modo particolare per quanto riguarda due aspetti: la lingua sarda e la cultura e la storia dell'isola nostra. E vi stavo un appassionato, un studioso mera profitto ad approfondire tantissimo tema, a fare in modo che conoscere questa gente con tutto il suo intervento suo in primo veterano, in ricerca con il suo poeta della terra nostra, poeta teorico, poeta di ricerca, ha descritto all'inizio in ogni idea, ad approfondire un argomento importantissimo che ha permesso a tutti noi di non rendere conto di quanto importante sia questa cultura, questa conoscenza della lingua nostra. Se io sono un recurso per un cavolo che ho detto da poco, anni e da poco fui amministratore in questa idea e quando in provincia di Stami mi stava un grande e stava attento hanno fatto tanta cose davanti proprio per difendere la vita secondaria. Mi fa piacere di dedicare questa serata e con speranza che Paolo possa intendere questo aneddoto veramente esorsedirei in suo confronto suo. Dio vi ringrazio e vi auguro di avere una bella serata. Grazie Pietro, un benvenuto a tutti e un ringraziamento della vostra presenza. Questa manifestazione per me è stato un fulmine a ciel sereno, perché non sapevo che si svolgesse qui, anche se nella mente avevo sempre l'idea di ricordare Paolino Ilonca. A
appena è morto, appena saputo la triste notizia, ho mandato un messaggio all'amico Pier Sandro manifestandogli tutto il dolore mio personale e il dolore della comunità, perché so quanto Paolo fosse legato alla realtà sevileggia. Io non ho avuto la fortuna che hai avuto tu, Pietro, di conoscerlo per tanto tempo e di conoscerlo a fondo. Io l'ho conosciuto casualmente in un viaggio, lui stava andando a Bilbao e io stavo andando in Francia e siamo atterrati nello stesso aeroporto, questo di Parigi, in Francia, e mi ero presentato perché di vista lo conoscevo, e ho detto sono Tizio, sono di Sedilo, e ricordo l'espressione del viso quando gli ho menzionato la mia provenienza, e là ho capito quanto Paolo era radicato in questo periodo. Io ho imparato soprattutto a conoscerlo leggendo. Effettivamente l'approccio iniziale non è stato dei migliori, ho detto sarà il solito scrittore che cerca di cimentarsi nella lingua sarda, poi piano piano ho capito quanto fosse profonda la sua ricerca, il suo spirito, il suo sentimento. E mi ha colpito molto, sono rimasto colpito perché ha smorso le corde sentimentali, lo spirito, la canzone che poi magistralmente Piero Marra ha dato a questa poesia Sardia. Sardia veramente mi è penetrata per la sua alta liricità, e poi Piero è stato bravissimo a effettivamente creare un'osmosi fra le parole e la musica. Ho iniziato a leggere parecchio di suo padre. E quella poesia mi ha fatto capire, tant'è vero che poi l'Unione Sarda, allora ero a Cagliari, mi aveva chiesto di scrivere un commento sull'Ardia e io avevo scelto l'attimo, perché l'attimo è proprio per me, ma credo per molti, quell'attimo iniziale prima delle lunghe sosisprone, quello è veramente l'attimo, perché scende un silenzio innaturale nell'anfiteatro, e questo lo manifesta anche la poesia di Paolo e la musica di Piero. Noi come sevileggi, come paese, gli dobbiamo molto, perché effettivamente ha mandato le tradizioni che descrive dell'Arona della storia. Noi siamo stati, come molti centri della Sardegna, sono stati fuori dalla storia, siamo conosciuti per le tradizioni sono una diversa dall'altra, però Paolo secondo me ha dato il clima della storia, cioè degli avvenimenti che contano, anche se siamo magari non abbiamo fatto grandi imprese, però Paolo queste piccole imprese, significative imprese, le ha fatte diventare grandi. E in sua memoria come amministratore porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale. Il sindaco mi ha detto che quanto prima, impegnato dall'Istat, quanto prima dovrebbe venire, mi farò personalmente promotore di un segnale perenne, di una memoria a Paolo, a Paolino Pillon, perché sinceramente gli dobbiamo molto. Grazie. Grazie.
grazie dell'intervento sia al Presidente della Proloco Pietro che al Vice Sindaco Salvatore Cuzzone. Diamo l'inizio a questa serata, hanno già detto loro due alcune importanti cose. Siamo qui a ricordare questa figura importante per la nostra collettività, le persone come il professore, il giornalista, lo studioso, estremo e difensore della lingua sarda e della poesia sarda, scrittore, intellettuale cantoso, vagoso, brigata e sisola nostra. E per questa evenienza abbiamo motivo nove, parizos poetas e parizos amigos e parizos colaboradores de Paolo. Come abbiamo vamos a presentare sos ospites che sono quasi tutti in prima fila e invito il pubblico a ringraziare l'ospite con un applauso sentito. Basta pensare che l'ospite spieghi di Valao, e quindi immaginate che cantoreste importante questa sera. Poi può fare un intervento poi può andare a fare una cosa sulla di Paolo, della vita di Paolo, senza dilungare troppo, quindi se così tanto ci dobbiamo spionare. Un ringraziamento da parte di Alessandro e poi sono ospite per a aumentare Paolo come mezzo su intendere. Quindi cominciamo con questa presentazione dei suoi ospiti, sui ospiti Piero Marras. Piero, per cortesia. Una partecipazione importante sentita, questa collaborazione che veniva con Paolo. De Piero scrivo un montone di cose, però una cosa te devo menzionare. Cantautore, musicista, polistrumentista, aveva cantato in gruppo che era cantabattero e poi ha ricominciato a cantare a Sassola. Ha descritto un po' altro suo gruppo, suo collegio, azienda. Una cosa che mi ha sorpreso, che noi scriviamo a gridare alcuna cosa sua, l'attività sua, è stata scritta una canzone, A volte il cuore può andare a Bocelli, non vi so canto esatto che stia questa cosa. E si stava su bambina, mi pare, pure se Piero se mi sbaglio, ha partecipato al concerto di Natale in Vaticano davanti a Giovanni Paolo II e ha cantato con Dionne Warwick e penso che sia stata la prima volta che si sa la nervi del Vaticano, mi pare, e penso che sia stata la prima volta che una canzone in sardo è stata usata in Mondovisione. Si apponava qualcuna tesseria Piero, scusa. Niente, poi ha attento tantissimo premi e può tornare a somigliare prima. Questa canzone arte penso che sia un'emozione per tutti noi. Questa parola è stata scritta da Paolo, sa musica è di Piero, è cantata non solo adesso, ma il spacco della Sardegna e in mezzo a altri interpreti, come viene di mente Carla De Nure e Maria Giovanna Cherchi. Nuovamente grazie a Piero. Altro ospite è Bruno Agus. Bruno, penso camminare, ma io ormai sono esperto di poesia, mi devi scusare, ecco, mi scrivo su narrazione e di poesia mi intendo mi si deve documentare. Bruno De Cairo, tra Pentau Virgoli, questa è una delle figure così importanti sul panorama della poesia dialettale attuale. È impegnato in numerose associazioni e non solo in Sardegna. Non visto il nuovo canale sul riconoscimento che hanno detto tutti i ospiti che hanno detto tutto quanto, se ti chiede un museo solo può aumentare il costo. Nuovamente grazie Bruno. Altri ospiti sul sostenore Santa Sabana di Silanius.
collaboradores de Paolo e su professore del plano. Hanno cominciato su 76 e hanno tenuto su spuro varios premi, tra cui un numero importante di risulta su a Mila in Sicilia. Seguimos un altro ospite, este Giancarlo Vasco de Portugal. Este organizzatore per l'amministrazione comunale di un premio biennale di poesia a Pesce de Santuarte. Este autore de libros de poesias. Altro ospite este Salvatore Murgia de Macumè. Improvvisadore importante e riconoscimento tantissimo e compositore a tavolino. Este promotore de diversos eventos culturales. Grazie Salvatore. Altro ospite este Gigi Piu de Zindia Mareggi. Gigi Piu este su babbo del nostro concittadino, lo devo montire, è Pino Piu. Il suo dopo una vita, però questo hanno fatto in continente, come di bravo, questo Roino che ha posto quasi cominciare la carriera con la passione sua. Ha cantato vinzas a chitarra e ha pubblicato vinzas a diversi libri. Grazie Gigi. Altro ospite è Antonio Bruno di Orani. Antoni ci conosciamo di vista, non abbiamo avuto ancora la possibilità di presentarci, lo faremo più tardi. Giovane, nasce in 70 anni, tornare a Caeste, hai avuto una carriera avviata e sente finza così giovane. Ha ricominciato il suo a Mila, ha partecipato a diversi concorsi, ha vinto diversi concorsi. E a poi ha partecipato come componente di giuria Vinzas con Paolo Parizal Bordas in tantissimi premi di poesia. Altro ospite è Gigi Angeli. Prego. Gigi quindi che è ancora un applauso perché egli di Palau, solo su Fiazzo si metteva un altro applauso. Tanto Gigi nasce a Pola e poi si veniva a Lucas con sua famiglia e come vivere in Palau. Scrive in lingua ma mi risulta finzas in italiano e ha tenuto premio finzas con scrittura in lingua italiana. Altra presenza è Luca Porchedo, che sarà esibire dopo Luca Dorisei. E poi un altro ospite è Mario Solai, di famiglia Seguito. Che farà una breve lettura, poi verranno proiettate delle sue immagini. Avevo preparato diverse cose da dire su Paolo, però siccome gli ospiti sono tanti, siccome il tempo stringe, devo essere un pochino breve. Paolo nasce a Oslo nel 1942 e viene a mancare il 26 maggio dello scorso anno. Si è laureato in lettere all'Università di Cagliari, ha fatto l'insegnante per 14 anni, mi pare, per poi passare all'attività giornalistica, dirigendo la sezione dell'Unione Sarda di Nuoro. Dopo la direzione dell'Unione Sarda dal 79 all'88 è passato a capo dell'ufficio stampa della regione dal 79 dall'88 al 2000. Ha collaborato con la Nuova Sardegna. E quello che mi ha sorpreso è io mi sono perso, Pier Sandro, quando sono andato a vedere quello che tuo padre ha scritto. Poi sono talmente metas queste cose che io mi scusto come ha fatto a fare tutto ciò che ha fatto sapere la sua. Si pensando a un momento con arte
per vi stata una pubblicazione in un numero speciale dell'Actanas, non lo so, questo è un articolo di Tonino Opes su Collega Su. In realtà questo viaggio si varia da Castello a Sassari, dopo l'usamento dritto, quindi dopo l'usamento si da posto a partecipare a sostegnos di poesia sarda e tutto su via di scritto. Io ho commentato lo schiedo citare, ma non vi la faccio, lo leggo su Brulde 30 iscritos, quindi Brulde 30 libros che scrivono le intervistas de poesia, romanzos e de tutto. Quando ha poi su via di scritto, poi oltre che scrivere queste cose, ha descritto la musica, con Piero Marras, con Tanavrista, partecipavo su CD Tungu e quelle salima. Alla fine si scritto altri artisti come Piero Madau, Duo di Olina, Maria Giovanna Cheri. Ha scritto e ha collaborato con compagnie teatrali, insomma, direttore della rivista Gaddoso e fondatore di l'Actanas, che adesso di cui tu sei il direttore. L'Actanas poi, come vi volevo dire sul rapporto di Paolo con Serio, vi alzavo importante metas páginas a personaggi semilesos. E questo non solo in l'Actanas, ma finzas in metas ateros iscritos. Per esempio, nel libro L'isola del cuore, il viaggio alla Sardegna è dedicato ai cavalieri di Sedilo. Nello stesso libro mi pare che siano 7-8 persone che vengono citate, che vengono intervistate, di Cristiano Mammento Carecuna, Renato Nieri, Di Forri, presenta la Proloco, Don Dore, Don Paolino Fancello, Franco Manchi, insomma, e si stesso ha fatto durante un libro Silenzio la parola, e poi lui su un'intervista a questo personaggio stesso. Insomma, Paolo si è tratto per Sedilo, profondo conoscitore dell'arte, profondo conoscitore delle nostre tradizioni, delle culture, ma penso che Paolo, amico vuole essere Pier Sandro, o essere tu, del Sedileso. Penso che Paolo fu di un frate maggiore nostro, e tutti i sposizos che saranno un sempre ascoltati su mezzo dell'ottogato. Conoscitore dell'arte, conoscitore della tradizione, conoscitore dei soscateris, ma non solo abbia. Paolo ha aumentato Sedilo, su Sedileso in ogni momento, in ogni evento. Sappiamo qui su uno video in internet, noi stiamo manco in TV, fu di una die è un evento deviata sul personaggio principale, fu di Antonio Moroni. Paolo ha fatto l'introduzione e questa introduzione ha aumentato che il suo conosciuto ha detto in Sedilo che va a salvarsi i isoso in Sedilo, come un altro, in un sasso stranzo, in un intervento in cui Sedilo non teneva niente da fare, in cui pure vi fu un disamento della vita nostra. Ecco il fu di Paolo e quanto fu importante Sedilo con Paolo. Un'altra cosa importante che mi ha sorpreso, e poi ha preso che il suo salone del libro da Eucano in Torino, Franco Siti da Lamentavo, su Silenzio. Sapete che quando ho preso questa intervista, io participavo di Antonio Moroni, della conoscenza solo in Sedilo, mi ha sorpreso intendere a Paolo che a un certo punto andavo, ma a me non si va a questionare troppo, che mi agrada più su Silenzio che Savarao, che questionare. Franco Siti ha ripetuto la stessa cosa in queste interviste importanti che mi ha colpito nel Salone del Libro di Torino. Niente, avrei altre cose ancora da dire, ma non la voglio fare troppo lunga. Io adesso piazzate la parola a Pier Sandro con un saluto, con un aumento del supporto, con un aneddoto, due commenti e integrale. Grazie ancora per questa importante opera che ha fatto Babbolù
grazie a te di seguirsi la giornata sa sua. Io ho visto questa passione tua, Rosaria, e questa amicizia che viene con Caderisi e con Belasacroso, con Caderisi, come también, per esempio, Belasacroso, si annastia Parisi con Babudù e con mente casa sviluppata. Grazie nuovamente. Grazie Alessio, davvero non schieria solo salutare e ringraziare per questa pensata esistente da questo che queria narrare seguito probabile e penso di avere tutto questo cammino dove riunito con lamentare del sicuro da fare Este poi per la mia emozione che devo nome sono entrato grazie a Babbo in sono anni 80 la prima volta che bisogna da interessati e poi lo tribaglio bisogna da seguito e grazie a esso mi manda un paio due mi manda le anticorso lo visto da Pumpanza a fine del suo 90 ed è tanto che entrare a seguito ma non credo che vi sia stata la stessa cosa che su chi ha fatto il capo prima insieme. Questa emozione poi che a seguito questa è una idea simbolo della vita del babbo che ha unito da due cose. Questa passione con il suo scambio massimamente e questa passione con la lingua sarda e con la musica. E lui scritto il suo Bruno Agio, società alimentare, ha fatto questo paragone tra sos carderisi e sos poetas improvvisadores. O due cose. Sonore, su senso del sonore, e suoneria non basta da cantare, puoi spiegare a canto, ma un bravo cardiere, un buon poeta improvvisatore si distingue dallo suo senso del sonore. E poi un'altra cosa, una raiata. Poi pensate a una prima bandera che si presenta da sul frontighetto. I suoi rischi di come andare a Sagna. Este in mano è Deus. E Gaglietto su poeta improvvisatore che non inizia una gara, non rischi di essere in Montaone o in Montamara. E questo a seguito, io sono ripetita da me dal bocca, io senza sconfidenza. E poi un'ultima cosa, poi lascio a suo amico, a Piero, a sostenere sempre Sarpano, Bruno, tutto il poeta, che sono nuovo, probabilmente. Ma mentre in una delle telecronache che abbiamo fatto questo anno in seguito, in un anno si fa proprio dell'invasata. Si narra che l'invasata è in pericolo, ma e sono andato una cosa. Poi, ma io sono tutto preoccupazione di questo. Ma metto proprio testuale. La lingua sarda scomparirà quando non si parlerà più a suo frontighetto prima della partenza. Quando non si sentirà a suo frontighetto parlare in sardo, vorrà dire che la sarda è morta. E lui che questo è uno dei sosamenti di questa telecronaca che abbiamo fatto quasi 20 anni. Tanto lo ringrazio ancora, un piacere in mano, essere nove, grazie a Alessio, grazie a Sandro Lopez, grazie a sua amministrazione e a questo. Grazie. Grazie Piersandro. Allora, iniziamo con gli ospiti. Il primo ospite che ricorderà Paolo sarà Piero Matas. Grazie Piero. Ho detto prima che sì.
grazie a tutti per essere qua. È una cosa che ha voluto per Sandro, che abbiamo voluto tutto, ogni tanto dobbiamo sentiamo la necessità di ricordare Paolo. Ma Paolo è una di quelle poche persone, rare persone che non muoiono, ha questo difetto. E non è retorica dire che i poeti non muoiono. Vede, quando uno lascia una traccia di sé, che è una traccia dell'anima, non è una traccia qualsiasi, e allora è difficile perché uno lo interiorizza, parlo per me, ma penso di interpretare anche i vostri pensieri, lo interiorizza nel senso che c'è una condivisione tale che appartiene non a tempo, c'è una condivisione per cui è anche insegnamento. È come se uno quando affronta qualsiasi cosa o sente parlare, commentare, dice chissà Paolo come avrebbe detto questo, nel senso che ti aiuta anche a un'analisi. Perché dico questo? Perché sono rare questo tipo di persone e sono persone che hanno un rigore incredibile come senso della vita, no? Come generale interpretazione dei fatti, ma ancora anche con una leggerezza, perché Paolo non era era un grande intellettuale, però non lo sembrava, non era quell'intellettuale che tu vedi che sono un po' cattedratici, un po' ieratici, un po' antipatici spesso, con questa. Allora era uno di noi con una grande cultura dentro, una grande sensibilità, per cui lo scambio era molto veloce, un grande senso di humor. E lui era una persona che riusciva a tradurre le cose più difficili con una facilità incredibile. Io devo parlare chiaramente del rapporto mio, della musica, con la sua musica. Perché non pensate che la poesia non ha la musica, la poesia ce l'ha già dentro. Io ho avuto l'ardire di tirarla fuori. E siccome c'era un'intesa tra noi che era stima e fiducia reciproca, totale, quando dico totale vuol dire che si poteva anche ignorare per mesi, nel senso che ognuno aveva le sue cose, e poi continuavamo il discorso dove l'avevamo interrotto, e questa è un'osservazione che mi fece molto piacere, che non c'è bisogno della fisicità spesso. Io lo ricopro questo concetto oggi, non c'è bisogno della sua fisicità perché lui ci sia. E allora, ad esempio, una canzone che mi sembra ovvio cantare oggi, nel posto in cui questa canzone è nata, quando affrontavo questo testo, eravamo indecisi su come raccontare l'Ardia, nel senso che lui aveva un'idea. E io appoggiai questa idea, cioè l'idea di una sorta di racconto introspettivo, raccontare l'arte da dentro. E lui mi fece conoscere questa prima pannella, non mi ricordo l'anno, mi portò a sedilo perché io vivessi, come fa un regista quando deve filmare delle cose o deve raccontarle, andare nei luoghi giusti. E allora perché io vivessi l'anima dell'aria, la sensibilità, il pathos interno, e tutto questo mi doveva servire per tradurre poi quei suoi versi in musica, entrare dentro l'Ardia e con estrema umiltà, a mio modo, cercare di raccontarla insieme a lui. Nube
E adesso non ho visto, sono tanti gli ospiti che non vorrei divulgare, insomma, anche perché ci deve essere lo spazio che ognuno dia il suo contributo, e dal numero degli ospiti penso che qui sarà difficile per chi sta coordinando segnalare i tempi, insomma. Vorrei solo fare un'altra cosa che mi sembra una delle canzoni che ci è costata molto, perché io mi ricordo quando Paolo mi diede questo testo, siamo nel 1986, io conobbi Paolo per caso, perché venne a intervistarmi per l'Unione Sarda, perché io ho fatto un album che si chiamava Bardente, che aveva avuto una certa risonanza, e quindi aveva sdoganato un po' la lingua sarda per le nuove generazioni attraverso la musica. E questo per lui fu, dice, per me è una cosa importantissima, questo, perché lui mi ricorda la frase: questo tipo di musica è quello che hai fatto tu, che vale 1000 convegni sulla lingua sarda, perché arriva senza diaframmi, arriva subito e poi riesce con i codici che hai, dice, a convogliare una generazione che altrimenti rifugge e evita la lingua come che fosse qualcosa di locale. Il localismo non era considerato, non come oggi dovrebbe, insomma, cioè un fatto di nicchia, ma il locale era come io cito sempre l'esempio della famosa città aranciata San Pellegrino e la nostra povera Siete Fuentes, insomma, che avevano anche un prezzo diverso, però l'uno era più buono, ma nessuno se ne accorgeva. Detto questo, quando venne intervistarmi, poi insomma, da cosa nasce cosa, ho visto che c'era una certa assonanza, e alla fine per una cosa e l'altra dice: ma sai, anche io scrivo qualcosa, ho detto vabbè, io ne incontravo 2000 di persone che mi davano poesie, cose, insomma, tutte belle, però dovevano avere un'attinenza, insomma, con quello che io facevo, e poi dovevano avere dentro anche un rigore ritmico, no? Per cui Paolo è maestro in questo, cioè era uno che riusciva, no, a usare la lingua in maniera impeccabile, per cui c'erano, non si sfuggiva, e nella musica questo la mente che è fondamentale. Mi dice: ma vabbè, lasciami qualche cosa, e mi lascio un po' di foglietti, ma alcune te le mando. Allora non esisteva internet, te le mando, infatti me le fece avere, e fra queste cose c'era una cosa che mi colpì molto, che si chiamava Osposita. La lessi tutta, il testo originale non era quello che canta, perché poi noi ne abbiamo parlato su Paolo, per me va bene, nel senso che ci arrestano il giorno dopo, perché era dichiaratamente e anche legittimamente di parte, che lui aveva vissuto da cronista tutta la storia del Osposita, era andato là e aveva visto cosa era successo, la carneficina, e vi giuro che soltanto sentendo raccontare cosa aveva visto e che cosa si poteva evitare, tra l'altro, e tutte le incongruenze che c'erano, le non risposte, per cui i dubbi che venivano: ma chi è che ha ammazzato quello, come mai tutto questo? E allora c'erano dei riferimenti alla cosiddetta tuttori della giustizia di allora che non erano opportuni, secondo me, ma fermiamoci, perché qui alla fine ne hanno parlato a lungo, e siccome era una persona che ascoltava, come io ascoltavo lui, poi alla fine ha detto: questo deve essere un inno alla pietas, noi dobbiamo raccontare qualcosa che si spera che non succeda più, ma anche una sorta di ingiustizia, e soprattutto la perdita di un codice, che è il rispetto dei morti. E lì è stato un segnale, no? Non so se vi ricordate questo strombazzamento con i cadaveri dietro, come quando si vince una partita o si uccide il cinghiale. Ecco, questa cosa qui dice: noi dobbiamo fare questo, dobbiamo ricordare anche un poliziotto che è morto, e noi dobbiamo fare una cosa finale, una chiusa, che era ragazzo dentro con la barca e poi lo frase pro chi pensamos fora dessa barbariare. Quindi dobbiamo essere noi a lanciare questo messaggio, perché come tu dici, o come io sostengo, sono anche i ragazzi che vi seguono, quelli della generazione futura, devono avere sempre un esempio di chi scrive, ma scrive perché poi le cose migliorino e perché certi errori non si ripetano più.
Ricordo che ci sarà un altro intervento di Piero alla fine della serata. Sappiamo se così teso po' telefono prima di cercare di organizzare questa
questa serata. Ma può fare una cosa del bello, dobbiamo fare strumentazione perché non è in condizione di fare questa cosa. Penso che sia base a Sanremo. Non sapete quanto devo citare questa cosa, veramente, perché non fu di spettacolo. A musica le vacche dei sommenti, spero dai fatto, però ripeto ancora nel fare a Sanremo. E questo c'è pure, se battere mese mi sarebbe fatta una telefonata con Pierre, si do tutto da posto, sì, questo non bastiava ancora. Grazie per adesso. Diamo ora la parola al poeta estemporaneo Bruno Agus. Prego Bruno. Se scapita questa occasione devo veramente fare lei ha soltanto il compito oscuro che mi ha disfatto come andare a Paolo, ma sto per una cosa rossata in un discorso poi a te impegno non ho potuto partecipare grazie a Dio ho tornare io libero e sono contento di aumentare un amico che quello che è stato non da solo amico è stato un amico ormai, no? Un amico di quello spaccoso e raro che in sa vita devo a potente sonore e sa fortuna devo conoscere. Devo comparno se non sconnotto, se ne soltanto uno, se non il padre e non lo gozo. Soprattutto che devo che io a cantare. Ma io ero convinto a partecipare a questa gara che abbiamo organizzato sull'Istituto Etnografico che non vorrei stare già una sarda. Devo che essere a campo, insomma, a Zentanova, a Terzo Spada, perché tu di Zentanova voi devo che quando lo chiesto, ma vai a 180 anni, non che tanto Zentanova. Comunque, Paolo di Giulia, come studiato del più Giovanni Bellio, Fernando Vilia, tutti insieme sconnoto genere. Voi siamo stati con Paolo e seguita in Sosanno, grazie alla sua poesia, alla sua mamma che io sono sempre improvvisata. E sempre, per esempio, è diventato un ragazzo del sport, un ragazzo di cui è brincato sulla lacca, andiamo su le seconde schienze che mi può gustare, no? Sempre diventato un amico scorale. Devo a volte, quando penso che avevo un espulso, mi ricordo del malumore in meta, poi però non lo vedi. Se non l'hai condotto Paolo hai aperto la meta, Paolo di uno che anche raggiungia la valore della ricchezza della conoscenza storica, a me Paolo mi ha fatto questo punto. È stato uno che sa che la sua la passata pagina tanta cose, quindi sono giornalista, è stato un scrittore, è stato un poeta di quello poeta sapere, che sul sentimento rinasce nel suo cuore. La passione che si è improvvisata è sulla tenta dei minori e l'ha portato voi a passare la sua vita con questo che voi a volte diventa quasi una malattia perché tenere questa cosa. È una cosa che vi dica, che si è improvvisata con sua amistà, con suo altro poeta, Armando che ha conosciuto. Ha fatto tante cose adesso, dai suoi scritti, traduzione del suo mito classico, del Santino de Sofla, che è tanta cosa. A me mentalmente, con queste cose, Cavallo tenia questo potere, quando scrive qualche cosa, a subilezia, a sopra che scrive Paolo tenia il suo potere, del che intendere mie, a intro del suo libro, a in questa storia. A me mi è successa una cosa carica, mi ha mandato questo libro, da bene. Che Paolo ha dato questa parola a una mufra dei suoi mani del Seul, sul montato del Seul. E a me mi ha fatto il petto e poi te, lei questa mufra la può no. Devo che ho la storia mia all'H e sul montato del Seul. Devo conoscere questa mufra che mi si è fatto di questa guardia che ho ciucciolino, che viene montato, guardia forestale, e era maltrattato questa mufra con un'altra cosa, un maschio e un'altra. Un maschio poi quando è cresciuto, questo maschio in mufra, una tira di sotto una toppata direttamente l'occhio,
tanto adesso tutto il corpo della banca e sul masso sono anche parlato. Questa mutura la gioia sempre fatta, Paolo ha dato questa parola, questa mutura fa che deve contare tutto su conto, la gente con suo libro, via che sono rotto, che non sono schifo. Quindi mi ha trovato in sé così in suo tempo, Paolo tenia questo potere, quindi non è facile al potere. Quando mi telefono invece noi si currava, non mai sono capace io senza poter ma quindi pro qualsiasi cosa devo telefonare io che io sono maltesi, non sentirmi sempre. E mi fa idea sempre, tornato dal suo tasta che è San Mura, se io ho una voglia tanto gli hanno più, la prima tavola è sempre così. Poi si fa delle altre cose, delle poesie, e ha portato, poi in suo la può compresa subito da questo ragazzo umano che veniva da conquistare il segno. Una via per tante case mi hanno l'apponato e da via conveniente, dopo la telefono, mi l'apponato e dice no. Noi scritta qua che mi sono costretto a fare una moda con sapere adesso. Ehi, hanno lì, tanto là, fanno sempre sessione, lui la fonte di sessione, la scritta qua. No, tanto appaia una diega che lo stata passata la pubblicata, la convenzione nasce. Ehi, ma questa moda tanto la buona vabbè, la buona tanto ascolta, da fatto quelle un'altra, ne poniamo due, e che è un CD completo. Non più pensare, insomma, un'altra cosa da ponere a fianco del sacerdotio, perché è una cosa importante, un riferimento o a una persona importante a me, o a un luogo, o a un fatto importante a me, se ne è interrotta sopra la Madre Teresa di Calcutta, che mi sparta una figura digna della ponere a suppliamento della storia del sacerdotio. E lei mi si incisa, con isso un franco malato. Ma poi tante altre cose, Paolo è ovviamente come non è espulso, però in studio da dentro questa fotografia, quella di mi pare sempre che mi sta bene ma che non mi carichi. Che veniva questa forza e con sua amistà che mi sento un casa quando un paio di meno regoi, capigai, mi ragagai, non voglio da noi perché questa amistà è netta e se ne vinta. E dunque la tempo la verità di questo studio che dentro quando intro il misetto come qualche cosa sapremo bailare sempre come te ne vedo come cantare sta tre a volte sapevo che devo commenta so zastrino la lingua che sentite nello zastro non è come te salve per di voi invitato a mettere su spalla. E dunque questa prima non la potete avere difficoltà che comprendete che improvvisare non improvvisa la poesia è una scherapolo e il suo sentimento è una scherapolo e si cura sempre primariamente a quella lingua a quella lingua della mamma, a quella lingua nostra e dunque insomma potendo sempre bisogno del luogo di concentramento in più delle incurrenze Paolo mi ha dato la moneta, già che so io non è che devo portare solo so io non è vedi niente sono le stesse cose però poi diverso un anno che mi seguono piatto di Francisco del Babbo che esso mi ha fatto in cara abbiamo visto piatto di Francisco e Francisco che è sicuro che non è sempre questa correzione se non è questo canto non deve andare canto, deve andare ma è sto qua, solamente canto. No, non è sto qua. Deve sapere, ma tenia difficoltà a comprendere questo come non lo sapete. Poi ho compreso. Ma cosa te ne dai? Se mi posso andare a casa, sono una catena. Paolo, devo penso, e non lo hago sorprendente di un amico, non hago che credo un colombo che sono verità. Io sono convinto che adesso secolo passato Paolo è stato, sono io profondo come scrittore, le poesie improvvisate a noi Sardegna sopra, in tutto sta che sono mediterraneo. Paolo, vi ricordo questa poesia, la via dentro non dai fuori, se dai volte sentendo certo relatore, se vedi, fai questa poesia improvvisata, però fai che non dai fuori. Paolo no, Paolo fai dentro, Paolo comprendeva. E per questa poesia come nella schiera delle schiere che vi poeta il suo e è stato promie
in Sardegna senza dubbio, ma penso che sia un dubbio che ha parlato di tutto questo è andato a questa Sardegna in trega, non solo sul mondo della poesia, ha dato una lunga manna che non si è andata a studiare mai, con un affetto a questa lingua, con quel modo di narrare queste cose che di che la sa che entrare nella malagana. Capite, tenere questa maestria di spiegare queste cose, di incantare, poi tenere un'altra cosa, manna va. Vai da io bene, ma ascolta io più bene ancora. Paolo vede tutto ciò che a volte si parla io da voi, vai alla sente. Questo spensamento suo, se ascolta io bene, prima per la salute, che non è sempre, a chi non si ascoltare non può mancare fredda. Questo non è sempre. A me mi ha sempre costruito del coraggio puro in certe cose, insomma, devo demorare con la solidarietà di ringraziamento, devo conoscere a esso, conoscere la famiglia, conoscere che ha conosciuto sono spawnato suo, sono in Seui, sono fatto da Mauro e tutto, che a me fa storia genie, quindi è stato un legato luogo. Infatti devo venire a volta sua, a stento, questo destino, se è andato in scuola, è stato giornalista, si studiava queste cose. Se non lo dovete venire a vostra scrivere, perché vi stata? In generale gente montare un po' sopra la parte. A me vedere sempre pressione, adesso che vedi vai a andare a trascorrere, ero solo giovane sempre, quando vai a vedere l'architetto, quando vai a vedere il pastore di razza, del Seui, tenia questo legazzo profondo, che lo che ha dato più vino a questa realtà. Io sempre parlato di io sono la Sardegna, si che deve essere Sardegna, può ancora passato, ma può essere sardo, sono sardo che non essere solo. Quando in Sardegna che la tenere gente che si deve fare il solo. Quando sono usato, non fai da usato, non è sardo. Non è vero che è sardo. È una persona che abita in questo terreno, ma è sardo. E poi te posso tornare, ne sono un montone di cose, però una persona sa vedere la mia, perché non va a dire sconosciuto scuro, adesso che sei stato con me, e poi non deve curare, che sono mai adesso che deve fare, la sua parola, la sua altro scuro, vorrei ringraziare ormai la sua amministrazione del siglo, tutti sono scherzi sproloche, tutti sono scherzi sì. Fatto questa cosa che è una cosa umana. Paolo, da parte seguito, non merita, seguito Paolo, gli dico una seconda parte, come te è stato alza, Orgelo e sì. Grazie da parte sua. Grazie a Bruno di questo momento profondo di Paolo. Come stava sostenendo il Santa Sabana dei Silamus, credo che una cosa che Paolo poi ha scritto su adesso di un album in treo intitolato Fidas. Due niente, passo la parola tanto assolutamente da Giappone. Paolo su che lettura validava. Sì, provato, sì. Tanto, buonasera a tutti, da Giuliano Santa Sabana Battista di Presidente. Ringraziamo il organizzatore, l'amministrazione comunale, ringraziamo tutti i presenti. Noi ci abbiamo chiamato di piano aumentare a Paolo Villocca,
nos manca per tu che non andiamo. Poi Paolo non fido un amico, fido un babbo, un amico intimo, uno che ha fatto dei genitori, ha fatto dei danni, abbiamo tirato davanti alla vita a Sparisi. Noi a farlo con lo schifedai, abbiamo venuto fine anni 70, noi 76 che cantiamo a tenore. Nel 79 abbiamo fatto la prima incisione, gli anni mesi dagli 70. Poi siamo arrivati alla 90. A Paolo per lo scrivere, scrive si scrive poesia. E non è impressionante una poesia che ha scritto isso. Io volevo stare appena scantato da Piero Marcas. Io vedi trova del Mendola. Abbiamo demandato, non si può fare questa registrazione. Ma la gente pensa sia un come il titolo del certo, non va nessun problema. E abbiamo fatto questa. Poi abbiamo fatto altre decisioni. 90, 93, 97, arriviamo su 99, in tutto 99, sono fatto tutto poesia dell'anno. Su 99 in particolare, fino a un anno, sono andato proprio da me da San Miguel siciliano. E due amici hermanos fini los poetas silaneses, Francisco Mura e Mario Masa. Su Devenue del Marco, una riavola sedantina, si introduzione del CD e Vidas. Abbiamo fatto questa registrazione su Saglesia della Santa Sarbana in Silano. Ripeto, Franco Madara, con tutta la strumentazione per registrare. Abbiamo registrato e Francisco Mura in esercito. Tra tutti i titoli che sono sul passato, Paolo a Francisco, che Francisco che ma che voi non sapete lo suo CD, come detto. Francisco ha un Vidas. Poi una volta poi sul 28 marzo, a Brescia Salomea Rama, Francisco Mura che è morto, in Desolo, che vi cantava con Bruno Arus. E poi come tenere un'introduzione a questo CD, fatto da Cavolo, questa musica di Franco Madara. Era proprio una previsione, come chi schiera, perché dopo un mago Francisco non riusciva ad andare. Poi sul 2004 abbiamo fatto un'altra registrazione, sempre tutto poesia della Bellonca, che si intitola Buona Sorte. Come per farci intendere questo titolo Vidas. Ora non isculta salute sului meorava, usa pia luta istampa fina saba buluzava. Ali e salventana e sua tu mano e sosalletto, non mi batti caldana, rinfresca sosaleno, le sopretto sa. Jesús santo spero, schile andava a spie, Camina se putero, le peresco una storia, se perdi.
escondas as ambas piovana, optimimos Dios que nos botas y murmuto de valentes intendimos doctora tirare, cando su velo in dente si vone sono. E noi saremo soli. Su CD, prima che stavamo trovando, sono le nostre che stanno presentando, e Alessio Anadoli e Novembre. Sono sulla mezza, su Zette Nato di sulla mezza, sono stato a Palermo, poi con Paolo Villonca e con Franco Madavo. E sicuramente la maggioria nazionale, non sanno fare né si varia nello periodo. Il Premio Nazionale di Musica Etnica dedicato a Rosa Palestrelli. Rosa Palestrelli è una cantante siciliana, una sorta di Maria Carta Sarda, che è stata riconosciuta come artista siciliana in Toscana. E un anno che abbiamo portato questa femmina di pagare questo premio. E prima di un anno artista che sono messo si sono fatto conoscere a livello nazionale con delle incisioni, e noi ci siamo stato premiati proprio con incisioni, su disco Vitas, grazie a Paolino. Come poi usato los cantos, vado a usare. Dismayos. Nos contamos la historia de los ensayos montados de mayor estaciones, Antioquia, estaciones, asumeranos estudios y los unidos. Like
Prima lo sapeva la prima, vale, sa danza. Sama sanze saricinas, musas verganias de tambales, musas verganias de tambales, y la ballarina, nina, nina, y la ballarina, Questa